Eder, Mek, Pallister. Non è stato piacevole vedere che la girano, la rivoltano, le parole che dicono, e vedere un medico, un patologo che sprofonda con la sua testa dentro quel sacco dove stava Liliana, alla ricerca di che cosa? Del tesoro? Alla ricerca di un orologio rosa che nessuno sapeva che poteva essere stato indossato da Liliana durante la scomparsa, perché nessuno ha mai parlato di quell'orologio. Io stessa alla polizia ho detto che lei metteva l'orologio di metallo o quello d'oro. Chi le ha detto che lei doveva avere questo orologio rosa, che tra l'altro era un orologio di plastica che lo usava solo per andare al mare, andare in bici d'estate, non d'inverno. Difatti la sera prima si vede che aveva un orologio d'acciaio. Quando Liliana viene trovata, gli inquirenti, per cercare di capire se sia o meno lei, cercano l'orologio rosa. Ma loro come fanno a sapere che Liliana indossava un orologio rosa? Sono d'accordo con quello che ho sentito da parte di Sergio e della cugina, sono cose veramente stranissime, cose fatte veramente male, veramente colpiscono. La storia dei cordini? Scusa, me lo dica lei cos'è? No, me lo dica lei, la storia dei cordini. Allora, un giorno loro sono venuti a fare le perquisizioni, hanno guardato di qua e di là, una cosa e l'altra, non so se era dopo quel sequestro che è stato fatto, non mi ricordo. Io le chiedo com'è andata con i cordini. La verità. La verità? La verità. Sono stati trovati in cucina dove gli ho mandato le foto all'ispettore Barna. Io gli ho mandato le foto dicendo guarda, ho trovato questa cosa. Io sono cassetti di casa mia che ancora non ho aperto, perché per me i cassetti di Liliana erano sacri, non ho mai messo le mani nei cassetti. E un giorno che stavo parlando con la giornalista, lei mi fa, hai una penna? Ho aperto il cassetto sbagliato perché le penne, tutte le elastici, tutte le cose si trovavano in un cassetto inferiore, ho aperto quello superiore e ho trovato questi cordini, queste matasse di corda, non so. E poi ho pensato questi gomitoli, queste cose, ho mandato le foto all'ispettore, questo è. E quei cassetti che la polizia aveva già controllato quando aveva fatto la perquisizione, li Io non aveva aperti? ero presente quando hanno fatto ero seduto in Sì, soggiorno. ma li avevano aperti, i cordini non c'erano. La polizia durante la sua perquisizione non trova i cordini. Secondo te ha fatto male il suo lavoro? Questo non lo so, in genere quando viene fatta una perquisizione, come apri un cassetto, gli fai una foto, loro sono obbligati a fare immagini di queste cose qua. A me non è stato mostrato niente, capisci? Io quando ho trovato questi scordini, queste matasse, se avevo qualche problema le avrei buttate via. Io mi sono sentito in obbligo a chiamare l'ispettore e portargli queste cose. In quei giorni si parlava di impronte di DNA, forse anche sui cordini. Allora tu come avresti potuto eventualmente giustificare le tue dicendo che quei cordini venivano da casa tua? Sarebbe stato plausibile che tu li avessi toccati a casa. Secondo Silvia tu hai detto che non sapevi come fare perché ci volevano 10 anni prima di poter utilizzare i soldi di Liliana per il discorso della morte presunta. Assolutamente non è vero, io non ho mai parlato con Silvia di queste cose qua, sono cose che dice lei. Sono cose che dice lei e da provare, insomma io non sono qua per giustificare queste cose qua, sono cose che dicono gli altri. Io sono venuto qua per parlare tranquillamente. Per molto tempo hai sostenuto che Liliana fosse serena, poi hai iniziato a dire che si lamentava che la notte, addirittura l'ultima notte, piangeva perché aveva l'osteoporosi. Cioè non è che adesso io penso a tutte queste cose qua, cioè, parlando di una cosa o dell'altra, lei aveva questo problema del calcio, dell'osteoporosi, e di conseguenza ogni tanto io mi ricordo di averla sentita piangere, gli ho chiesto più di una volta se c'era qualche problema, lei mi ha detto sono brutti sogni, brutte cose. È vero che l'Italia è la terra dei cacchi, ma suicidio sì o suicidio no? Io sono in mezzo a queste situazioni, cioè
che qualcuno le abbia fatto il male o lei si sia suicidata. Io non sono un po' di qua, un po' di là perché non riesco a capire le cose come stanno, cosa è successo. Non ho ancora risposte. Purtroppo i rapporti con la famiglia non sono più buonissimi, vero? Io non ho litigato con nessuno. Io non ho litigato, ho chiesto tante volte anche alla dottoressa Marano di avere un colloquio, un qualcosa con Sergio, ma non è stato possibile fare. Erano rapporti incrinati da sempre con la famiglia. Ho perso mia moglie, ho distrutto la mia vita, accusato. Sa che il giorno del funerale, che è venuto mio figlio senza mia insaputa, io non l'avevo invitato. E praticamente non l'avevo invitato? Io non l'ho voluto invitare mio figlio, assolutamente. Ho voluto vivere questo mio momento da solo e il giorno dopo eravamo sulla prima pagina di tutti i quotidiani in Italia con la nostra foto di me e di mio figlio dicendo ecco gli assassini di Liliana, capisci? Quindi Sebastiano, dici che tu e tuo figlio eravate in prima pagina con scritto gli assassini, ma non essendo indagato credo sia difficile che ciò sia realmente accaduto, se no sarebbero stati tutti querelabili. Mi mette in difficoltà perché comunque passato il tempo e certe cose non ricordo. A me era stato detto che le nostre foto erano su tutti i quotidiani. Mi ha detto che di Sterpini ignorava, diciamo, se non il rapporto, certo. Ignoravo. Sì, assolutamente. Sì, come. Cosa può un marito subire anche questo? Segni premonitori in qualche modo che lei non si trovasse bene, lei Liliana si trovasse bene con me? Sì, che in qualche modo... In fondo voleva divorziare, quindi... Cioè che voleva divorziare, chi lo dice questo? Chi lo dice? A lei questo non consta per niente, non hai mai preso il coraggio di dire forse il nostro rapporto non funziona, forse sarebbe meglio che andassimo ognuno per conto suo. No, anzi, avevamo anche altri progetti, perché cercavamo casa, di andare via di lì, perché avevate amici che volevano divorziare? Questo non lo so, sono ricerche anch'io faccio ricerche incredibili tante volte su cosa, questo bisognerà capire, vedere, non sarò io certamente a dare queste risposte. Cioè in sostanza, voi non avevate amici che volessero divorziare? E Liliana che io sappia no, c'era, mi pare che mi aveva detto una sua amica. Chi? No, io i nomi e le persone, lei mi diceva sempre così, ho parlato con una, con l'altra. Adesso le dico a distanza di tempo, a parte che questo discorso qua del divorzio è saltato fuori così, non so da chi, con quali prove, con quali cose. È molto semplice, Liliana ha fatto ricerche in internet su come divorziare. Capito? Allora, uno che cerca come divorziare, se non gli interessa per sé, gli interessa esattamente per il miglior amico, la migliore amica, per il figlio, per qualcuno della sua stretta cerchia relazionale. Allora le chiedo. Non so dare risposte, io non le chiedo, per chi Liliana può aver fatto questa ricerca? Per divorziare voi o per qualcun altro? Forse per qualcuno, non lo so. Ma chi? Non lo so, come faccio a dirglielo? Non lo so, cioè, se non lo sa lei che il marito... La sera della scomparsa, quando stai per andare finalmente in caserma, decidi di bloccare il numero di Sterpin, comportamento assolutamente assurdo per una persona preoccupata perché da quel numero potrebbero anche provenire informazioni sulla scomparsa di Liliana. Allora, questa è una storia d'amore che è solo dalla parte di Claudio. Io non metto in dubbio che dentro di lui ci sia stata questa sua idea di Liliana e quella. Bisogna vedere se Liliana era d'accordo su questo o aveva le stesse idee. Io sono convinto di no, perché altrimenti Liliana me l'avrebbe detto. Seconda domanda sul blocco del telefono, glielo dico subito. Liliana mi diceva sempre, sai, c'è ogni tanto qualcuno che mi telefona, che mi fa così, qua e là, io gli blocco il telefono. Io quando ho visto questo numero qua, che era solo un numero, e ho telefonato e di là sentivo solo respirare,
io ho bloccato il numero di telefono. Sì. Non è una storia d'amore, non è una storia di cose, allora sono cose, fantasie che ha questo uomo. telefono? Io ho pensato che fosse uno, lei pensa che io in quel momento sapevo che Liliana era scomparsa? Visto che stavi andando in caserma, direi proprio che lo pensavi, perché in caso contrario non saresti voluto andare in caserma nemmeno a quell'ora. Per me Liliana era uscita di casa e aspettavo che tornasse. Io non sapevo che Liliana era scomparsa. È Stava l'unico con Liliana numero perché- che non aveva un nome, non aveva niente. bloccato, Io l'ho perché- interpretato così. Però le chat sul telefono ci sono quelle frasi in codice. Dai, sono cose da bambini, No, no, però dai. quel- È sparita la chiave di Liliana, tu hai cambiato la serratura? Me l'ha cambiata la questura. Perché io, quando loro sono venuti un giorno a casa mia, ho detto dobbiamo provare le chiavi. E sono venuti lì con sto mazzo di chiavi, io ho detto guarda, queste sono le chiavi di riserva che avevamo noi. E queste chiavi di Liliana non sono mai più state ritrovate. La Liliana che getta la spazzatura ha un'andatura stanca e claudicante, quella in piazzale Gioberti molto spedita. Tu riconosci in quella vista in piazzale Gioberti Liliana? No, assolutamente non la riconosco. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.